dei centri di informazione di Medjugorje, anche presidente del centro di Medjugorje stesso, perché era proprio come oggi, il 24 giugno 1981, che questa piccola parrocchia sconosciuta ha cominciato ad avere mano a mano un'importanza sempre più grande. Nel giro di anni è stata visitata sempre di più da tanti cristiani di tutto il mondo. Ancora oggi lo è per una presenza particolare di Maria. Ne vogliamo parlare proprio con Padre Danco, che dovrebbe essere in collegamento. Ben trovato, eccoci. Mi senti, vero? Grazie tanto. Sì, sì. Grazie tanto per la vostra chiamata e saluto tutti gli spettatori. Grazie. Allora, oggi è una giornata straordinaria per voi, immagino tante persone che arrivano in questo santuario, in questa parrocchia, nei vostri spazi, per celebrare questo anniversario. Cos'è successo brevemente il 24 giugno 1981, quando lì c'era ancora tanta povertà, si usciva da un'epoca di comunismo che ha colpito molto il territorio, insomma non era la Medjugorje di oggi sicuramente. Sì, nel 1981 la Beata Vergine Maria, la Madonna Lagosta, come noi la chiamiamo qui, è apparsa a 6 reggenti e ci ha portato diversi messaggi. Io dico 5 di loro più importanti, sono la preghiera, l'Eucaristia, la Bibbia, digiuno e confessione. E da 1981 fino ad oggi Madonna appare anche oggi, e l'ultimo anno tutti questi messaggi sono sottoscritti giù con approvazione ecclesiastica. Per noi è una grande soddisfazione, perché il Vaticano è riconosciuto evento di Medjugorje. Dopo i primi anni molto difficoltosi per la situazione politica, non sembra vero che si sia evoluto così tanto e oggi i pellegrinaggi sono liberi, tutti possono andare, e avete in particolare in questi mesi ancora di più, i primi di agosto con il Festival dei Giovani, persone che arrivano da tutto il mondo proprio a visitare questo paesino, per così dire. Sì, io ho guidato dal 2007-2013 il Festival dei Giovani, e per me era un tempo migliore della mia vita. Per esempio venivano più o meno tra 30.000 e 40.000 giovani, 700 sacerdoti. Poi la grazia che la Madonna aveva lì per noi tutti era una grande grazia per vedere, specialmente nel Festival dei Giovani, che la Chiesa è giovane ha una prospettiva. E quando io chiedevo ai giovani cosa vi piace di più nel festival, tutti dicevano la stessa cosa: adorazione. Incredibile. Va bene, prediche Santa Messa, ma Gesù nel centro, perché la Madonna tante volte ha detto a Medjugorje: andate a mia fila. È sicuramente momenti di preghiera intensi e anche grandi cambiamenti di vita. Padre Danco, ti dico, ieri è capitato di fare qui a Telepace un'intervista che poi metteremo in onda nelle prossime settimane, di una signora che è rimasta vedova e che ha detto: dopo un pellegrinaggio a Medjugorje, tornata, ho capito che dovevo portare avanti il progetto che avevo con mio marito, quindi di aprire la nostra casa alle persone che hanno bisogno. Allora, quante persone vengono a dirti che a Medjugorje hanno maturato qualche decisione particolare che ha portato una conversione, un cambiamento di vita che poi ha generato tanto per gli altri? Posso dire che ogni persona che è venuta a Medjugorje è stata toccata dalla grazia. 50 milioni sono passati da Medjugorje, e anche vorrei condividere con voi alcune statistiche. Per esempio, quando il Vaticano ha fondato una commissione ecclesiale per Medjugorje, la commissione dei Ruini, noi abbiamo organizzato una commissione che raccoglie le vocazioni. Noi abbiamo raccolto in 3 anni 640 vocazioni, suore, sacerdoti, religiosi. Sono più numerosi i sacerdoti d'Italia, 142 sacerdoti, poi degli Stati Uniti 90, Irlanda 30, eccetera, eccetera. Poi abbiamo nel nostro archivio 500 guarigioni fisici. Poi, come lei ha detto,
sono milioni che sono stati toccati e io dico sempre nessuno è ritornato a casa essendo lo stesso, ogni persona deve essere cambiata. Almeno un po'. Il problema è quando alcuni si cambiano troppo, come una pellegrina dei Stati Uniti che è venuta a Medjugorje, si è ritornata, è venuta a casa e suo marito ha detto fermati, perché dove vuoi andare? Dentro. Ma chi tu sei? Io sono tua moglie. No, lui ha detto tu non sei mia moglie. Mia moglie è andata a Medjugorje, è arrabbiata, con problemi, una cosa. Ma quando te sei, mi sembra che sei 10 anni di meno di lei, dal tuo sapore. Dici, ma tu sei mia moglie, abbracciato, io vado la prossima volta con te a Medjugorje. Ecco, sono le storie. Ce ne sono tante. In chiusura abbiamo un paio di minuti, non di più purtroppo, per parlare di un evento che ci sarà a novembre. E questo evento aperto principalmente, correggimi se sbaglio, agli organizzatori dei pellegrinaggi italiani, proprio per sollecitare i pellegrini italiani che hanno un po' calato il loro andare a Medjugorje dopo il Covid, un po' la paura ha creato questa disabitudine. Invece voi fate questo convegno per spiegare com'è la situazione e per poter insomma agevolare, anche perché tutti questi frutti poi arrivano e quindi come sarà questo convegno, a chi è aperto, convegno che poi ha l'obiettivo anche di creare questo centro di riferimento per l'Italia. Sì, sarà nella Gaeta dal 6 all'8 novembre. Questo anno ci riuniremo dentro questo congresso di coordinamento nazionale a Medjugorje. Abbiamo già avuto 16 questi congressi, ultimi 3-4 anni no, è importante perché informiamo questi organizzatori e accompagnatori di pellegrinaggi, capi di gruppi di preghiera, cosa succede a Medjugorje, informazioni, poi apriremo il centro medjugorjano in Italia e tutte le informazioni potete vedere nella nostra pagina www.centromirmedjugorje.it, perché sono novità. Per esempio, ultima 2 anni fa una nota Regina della Pace che è pubblicata dal Vaticano che dice che la spiritualità di Medjugorje è sana e lecito a venire a Medjugorje, non in modo privato. Anche tutte le parrocchie, tutte le scuole possono organizzare liberamente pellegrinaggi a Medjugorje, perché Medjugorje è posto da tutto il mondo a prendere i frutti di Medjugorje, come abbiamo detto, vocazioni, religioni, conversioni, eccetera, eccetera. Allora poi ci riaggiorniamo anche in avvicinamento a questa data per ricordarla. Grazie tante a Padre Danco per essere stato con noi. E buona festa oggi a Medjugorje. Grazie e buona giornata. Grazie, buon anniversario a tutti coloro che oggi si trovano lì. In chiusura andiamo a parlare di una storia sempre di devozione mariana in una corte di qualche secolo fa vicino ad un paese qui del Veronese, dove è stata restaurata anche una tela molto bella sempre con l'immagine di Maria. Sentiamo. Siamo in Corte Zinzalle, a Zevio, provincia di Verona. La corte, da ricerche storiche, siamo riusciti a risalire che le prime tracce risalgono al 1500-1600, libri trovati nella Biblioteca Marciana di Venezia. Da lì è stato interessante fare anche una ricerca dal punto di vista cartografico, che è stata una cosa che mi ha appassionato, per vedere la conformazione di come si sia sviluppata poi negli anni la chiesa e soprattutto la corte nel contesto urbano qua. Questo ha fatto sì che siamo arrivati a capire come si sia progredita e funzionata tutto quanto il contesto. La chiesa nasce nel 1700 in quanto vi è una traccia attraverso un'epigrafe che è stata posta sopra, ringraziando soprattutto anche la grande ricerca del professor Piglialepre che attraverso i suoi scritti si narra che la chiesa sia stata eretta tra il 1699 e il 1700 e in onore di Francesco, proprio perché il proprietario del tempo probabilmente era Francesco Gandolfo, e quindi viene dedicata anche a San Francesco la chiesa. Viene utilizzata
tutt'oggi, soprattutto per gli eventi come il mese di maggio per i rosari, e successivamente anche quando ci sono messe, situazioni un po' particolari che lo richiedono, è sempre un momento di ritrovo ed è sempre a disposizione di tutti. Questa sera ripercorriamo le fasi del restauro della pala d'altare dell'oratorio di San Francesco. È un'opera di metà Settecento, nasce proprio per questa chiesa ed aveva uno stadio di degrado molto avanzato. La vernice era molto ossidata e impediva proprio la lettura dell'immagine e della composizione artistica. È stato un restauro molto complesso, anche perché aveva una patina pigmentata che si era poi alterata nel tempo, che ricopriva gran parte della superficie, ed è stata una scoperta. Tutto il percorso, tutte le fasi del restauro sono state di fatto una continua scoperta, perché si sono emersi dei personaggi che non si vedevano, dei dettagli molto belli, e anche una manifattura molto bella dell'opera. È sempre molto emozionante riportare alla luce figure, dettagli, colori che sono stati nascosti per molti secoli, ed è sempre bello essere i primi proprio a rivedere queste immagini e poi a tramandarle anche ai posteri. E ringrazio anche la collega Sabrina Ferrari che ha condiviso con me le prime fasi del restauro. E il nostro notiziario termina qui, vi ricordo per oggi su Telepace, oggi pomeriggio alle 16:30 va in onda l'appuntamento di Se ne parla e si parlerà di democrazia e immigrazione. L'udienza del Santo Padre in replica questa sera alle 20:05 e la diretta di In Dialogo con il nostro direttore Don Bruno Fasani alle 20:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Telepace. Ci troviamo di fronte a uno dei luoghi più importanti e anche più significativi per San Francesco d'Assisi. In questo 8° centenario della sua morte siamo proprio vicini al luogo dove Francesco ha compiuto il suo transito. Alle mie spalle però c'è la Cappella della Porziuncola, dove è proseguita la sua vocazione grazie Assisi. La cappella dove Francesco, tra poco vedremo, ha compiuto il suo transito, si trova proprio alle nostre spalle e tra poco vi spiegheremo il significato. Ma quella che vedete è la piccola chiesina della Porziuncola di cui abbiamo una notizia importante che risale a pochi anni dopo la morte di Francesco. Infatti nella nota è citata la più antica biografia di San Francesco d'Assisi fra Tommaso da Celano, nel capitolo 9 della vita, che è composta perché
Francesco ci insegna attraverso questo linguaggio così diverso dal nostro linguaggio abituale della sofferenza, del dolore, della tragedia, perché se siamo nati abbiamo un destino che non termina con la nostra morte. Il Cristo risorto ci ha promesso che chi è con Lui avrà la vita eterna. Allora è qui che avviene questo passaggio, abbiamo il privilegio di essere entrati in quella zona che normalmente è chiusa ai pellegrini, ai fedeli. Alle mie spalle di San Francesco d'Assisi. Vedete anche un piccolo altare perché qui si celebrava l'Eucaristia.
proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilio, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete voi rispondete Amen. E la vostra risposta... No, ma che sei bravo te, grazie per le condivisioni, grazie per condividere. Allora, se il gruppo è tuo, puoi, se non ti bloccano come hanno bloccato il mio profilo, Sebastiano Lersic, e con gli altri posso fare, se fai chiocciola e tutti, ti tagga, manda notifiche anche agli altri, sai? E così ti direi io, quando conosci qualcuno delle karaoke, gli dici guarda, mettimi su Facebook, così seguimi, bla 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 bla, e pian piano ti fai un gruppo di 30-50 persone, io karaoke Slovenia lì, che puoi anche te mettere qualcosa dentro. Adesso si sono 300 scarsi, però 90% è gente che è interessata a cantare. Chi non è per cantare lo butto fuori. Poi erano un'azienda triestina, mi faceva dei post dentro, ho dovuto fare quella versione che blocchi, che fai tu i controlli come admin, no? Ma ti voglio dire, si può fare un po' di pubblicità e tutt'altra cosa, così la gente un po' capisce, ma no, bene, dai. Non aver paura di far capire che hai tante karaoke con quell'altro. E come ti ho detto, qualche giorno lascia perdere e poi un altro giorno vai, non tutti i giorni perché sennò siamo spammer. Così. Io ti dico cosa si parla in giro, ma alla fine di tutto questo valanga di informazioni, se fai più volte qualche post, per me nessun problema, però gli altri hanno problemi con te alla fine. Ma fregatene, fai quel cazzo che vuoi, guarda, amico mio. Bene, dai, io sto scendendo adesso, oggi ha piovuto, non si può credere, verso le 3. Questo dono ci fa entrare perciò nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il
Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo. Eccoci cari amiche e cari amici in ascolto a questo appuntamento di dialogo al termine di questa giornata calda, afosa, però come dicevo l'altro giorno dobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. Adesso siamo al terzo giorno delle giornate che hanno cominciato ad accorciarsi, ma intanto il caldo lo sentiamo, sì. Pensiamo anche che c'è un futuro che ci aspetta, che non è lontanissimo, perché nel giro di un paio di mesi avremo già un clima diverso, ma io voglio pensare che nel giro anche passati alcuni giorni avremo un clima diverso. Certo che stiamo assistendo a un'estate particolarmente cattiva che ci sta beccando dal caldo. Io voglio sperare che non ci siano persone anziane che sono a casa, che stanno soffrendo in modo particolare, davvero voglio sperare che non sia così. Il pensiero va nello stesso tempo alle persone che sono ammalate. Oggi dovrebbe essere stata operata Luigia, la moglie del nostro Gianfranco Tommasi, e allora in attesa di conoscere com'è andata, probabilmente domani, dopodomani lo sapremo. Ancora una grande e grossa preghiera per Luigia, sperando di averla presto a
casa di ritorno con il suo sposo e con la sua famiglia, ristabilita dopo questo intervento che è impegnativo ma non impossibile. E in questo momento poi una preghiera speciale all'amico Ezio di Bolzano, che è in ospedale in una situazione un po' problematica, un amico caro, un uomo di Dio, come vi dicevo lunedì sera. Ezio è un uomo che mi verrebbe da dire, è lui il prete vero, tra me e lui è il vero prete, che ha fatto proprio della sua vita un dono sempre, anche quando era insegnante a quei ragazzi, eccetera, sempre un pedagogo pieno di amore di Dio e pieno di valori autentici. Ecco Ezio, davvero sapendo di questo tuo momento difficile voglio con la preghiera accompagnarti e voglio che tutta Telepace ti accompagni. Ma come sempre iniziamo questa serata leggendo qualche parola dei pensieri di Don Guido su Telepace, il quale in questa riflessione Don Guido parte da Matteo, il capitolo 8, quando dice: quando fai l'elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Scrive Don Guido: se il padrone di Telepace è Dio, riconosciamogli la sua paternità e ripeto ancora la sua signoria. Il Kyrios, il Signore, è proprio il Signore, il capo, colui che è il titolare dell'azienda, mi si passi l'espressione. Tutti noi che lavoriamo e ci diamo da fare, giornalisti, operatori, tecnici, tutti i benefattori, piccoli e grandi, conosciuti o anonimi, tutti gli ascoltatori vicini e lontani, tutti noi siamo importanti, ma siamo a suo servizio. Ci basti sapere questo per lavorare con impegno e con gioia e per essere orgogliosi di essere stati chiamati a promuovere la causa del Vangelo con questi mezzi potenti della scienza e della tecnica. Siamo a servizio, siamo servi, Gesù direbbe: quando avete fatto tutto dite siamo servi inutili. Quando Gesù ci invita a chiuderci nella stanza perché la nostra offerta sia più gradita al Padre, che vede nel segreto, si rivolge anche a noi, a tutti, e se dovessimo scrivere quanto il Signore ha operato e ancora opera di bene in tutti questi anni, ricordo che l'anno prossimo Telepace farà 50 anni, sarà proprio, io spero che l'anno prossimo facciamo un giubileo straordinario. E se dovessimo scrivere quanto il Signore ha operato e ancora opera di bene in tutti questi anni, servendosi dei nostri benefattori, ne verrebbero fuori non volumi, ma intere enciclopedie di storie toccanti, che solo colui che è padre e ha cura di tutti i suoi figli, cioè Dio, sa scrivere, per essere da tutti maggiormente conosciuto, amato, adorato e ringraziato. È proprio quello che insieme vogliamo fare oggi qui davanti a Gesù presente sull'altare come in cielo, dirgli grazie per quanto ha compiuto e ancora compie con Telepace per la sua maggior gloria. Ecco, mi pare che Don Guido qui ci inviti davvero a cogliere con uno sguardo contemplativo l'azione del Signore in tutto questo tempo. E grazie a tutti, no? Ed è un grazie che io questa sera rivolgo anch'io davvero a tutti quelli che si danno da fare per Telepace. Questa sera vorrei ringraziare in modo particolare intanto le amiche di Vestena che mi scrivono mandando il loro contributo. Caro Don Bruno, le amiche di Vestena, sapete Vestena è un paese nelle montagne veronesi, al confine con le montagne di Vicenza, e davvero sono quando le volte che vado là a incontrarle, a parlare, sono sempre di una finezza spirituale, mi è venuta la parola giusta, perché sempre quello che fanno lo fanno proprio con un animo discreto, con l'atteggiamento umile del nascondimento e nello stesso tempo anche si intuisce con una fede tanto profonda e radicata. Abbiamo seguito, ci dicono con tanto piacere, i viaggi apostolici del Santo Padre. Tale pace è preziosa, porta
tutto questo bene. A questo proposito la Caritas, mi pare, o comunque qualcuno della Curia di Pavia, ci ha voluto ringraziare per il servizio che abbiamo fatto della visita del Papa a Lodi e a Pavia nella chiesa che custodisce i resti di Sant'Agostino e poi nella cattedrale di Pavia. Ecco, mi fa un immenso piacere che i rappresentanti della chiesa di Pavia ci abbiano ringraziato per il servizio che abbiamo fatto, ci ha detto grazie per questo servizio che avete fatto solo voi. Ecco, ci fa infinitamente piacere questo, grazie amici di Pavia, perché ci fate capire quanto è preziosa il servizio che facciamo. Ringraziamo il Signore, scrivono le amiche di Vestena, per questa opera di Dio. Come sempre chiediamo preghiere per tante nostre intenzioni, in particolare questo periodo dove ci sono tante attività per i ragazzi. Ma che bello, grazie, siete meravigliose. Preghiere per le attività che si fanno con i ragazzi, che sia un momento di crescita spirituale, ne abbiamo tanto bisogno. Dicono pregate, ma non per noi, per risolvere i nostri problemi, perché gli incontri che si fanno d'estate con i ragazzi siano un arricchimento per il loro futuro, per la loro vita spirituale, morale, per quello che saranno un giorno come genitori, come lavoratori, eccetera. È bellissimo questo. Un saluto cordiale dalle amiche di Vestena, davvero vi ringrazio con tanta stima e ammirazione. E sempre da Vestena Nova stavolta, sì, ancora, carissimo Don Bruno, sto seguendo la diretta della visita del Papa a Pavia. È sempre un piacere ascoltarlo. Parlando della guerra, ha detto: se vogliamo essere costruttori di pace, dobbiamo cominciare da noi stessi. È vero, se siamo in pace con noi stessi e con Dio, allora possiamo portare la pace agli altri. La ringrazio tanto, Don Bruno, e ringrazio i tecnici per i sacrifici che fate e per le dirette che ci trasmettete. Invio una piccola offerta per Telepace, credo una preghiera per me e la mia famiglia, un caro saluto, Bertilla. Bertilla, io la ricambio con un grazie, un grande saluto da parte di tutta la famiglia di Telepace, se mi permette anche un abbraccio, perché in questi vostri scritti si sente davvero il profumo della vera carità, di una passione ecclesiale. Prima ancora che per Telepace si sente nel vostro animo la passione ecclesiale. Ma a proposito di buon cuore, io devo ringraziare alle già citate amiche di Vestena Nuova, Cornegliana, di Montecchia, devo la Rina da San Bonifacio, davvero sempre generosissima nell'impegno che ci mette per la nostra Telepace, e ancora la Maria Zandonà da Vestena Nuova, che anche lei ci ha mandato la sua offerta. Grazie e grazie ancora davvero di cuore. Poi ci penseranno i nostri uffici a iscrivere il tutto e a ringraziarvi per quello che fate. Dicevo che non solo abbiamo riceviamo tante telefonate. In questi giorni c'è stato un amico molto bravo che ci sta dando dei consigli per il futuro di Telepace, per renderla sempre più autonoma economicamente, perché sapete, io domani sarò a Roma e saluto tutti gli amici che in questo momento ci ascoltano, ma proprio questa sera mi è arrivato un messaggio: Don Bruno, sono rimasti da pagare due tranche, una di 12.000 e una di 13.000 euro per i contributi, per tutte le cose che ci sono dei nostri dipendenti. Che cosa facciamo? Sapeste, care amiche e cari amici, che sofferenza che provo, ma non perché io abbia delle responsabilità particolari, ma quando giustamente ci sono dei mezzi indipendenti e le loro famiglie, e allora ogni tanto dico: ma se conoscete qualche persona facoltosa anche giù a Roma, che può dire magari: guarda, un po' di questo lo metto io, un po' lo mette un mio parente, un mio amico. Se conoscete qualcuno, ecco, mobilitiamoci, è bella anche questa carità, no? Grazie comunque per quello che fate.
fate? Mi dicono che c'è una telefonata in arrivo e allora pronto? Clementina da Roma, buonasera Clementina. Buonasera, io volevo porle 3-4 domande. Allora, prima una, cioè io dico sempre, lassù qualcuno mi ama. Sì? Sempre, è una cosa che ho detto sempre, con convinzione, ecco, e penso che lassù ci siano i miei morti e che ci sia Gesù che mi ama, che mi vuole bene. Certo. Perché penso che sono stata aiutata tante volte. Sì. E poi una cosa, un chiarimento. Io quando faccio le preghiere, per esempio per i morti, dico queste per i miei morti, questi per le anime del purgatorio e queste per le anime per le quali nessuno prega. Ora, poi mi domando, ma è inutile che io faccia tutte quante queste decisioni? Io prego e basta? Allora, Va bene così? Clementina sa che qualcuno diceva davanti al Signore, non sarebbe neanche necessario che noi dicessimo per chi e perché preghiamo, perché lui sa prima che diciamo, le nostre parole non sono, il Salmo 139, che io dico sempre, sa che io ho anche detto, mi piacerebbe se fossi ancora in grado di percepire qualcosa, che nel momento del mio trapasso qualcuno mi pregasse vicino il Salmo 139, bellissimo. Io consiglio a tutti di leggerlo, di meditarlo. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando siedo e quando mi alzo. Le mie parole non sono ancora sulla mia bocca, o Signore, e tu già le conosci, perché sei tu che mi hai tessuto nel ventre di mia madre, mi hai ricamato nelle profondità della terra. Prima ancora che i miei giorni fossero, tu già mi conoscevi. Insomma, un salmo meraviglioso. Allora, il Signore dice, non hai neanche bisogno che tu mi dica, però qualcuno ha detto, il Signore in realtà ci dice di pregare, anche di ricordare, di pregare per questo, per l'altro, no? Perché è un modo per risvegliare la nostra fede nell'amore verso gli altri. Allora il Signore ci lascia che diciamo queste preghiere, perché in quel momento dice, vedi Clementina, io nel tuo cuore tengo viva la sensibilità per i peccatori che hanno bisogno di misericordia. Io nel tuo cuore, Clementina, tengo vivo il senso della gratitudine per quelli che ti hanno fatto del bene. Io, vedi Clementina, nel tuo cuore sto attento alle tue parole, perché perdonando ti ricordi di usare misericordia, no? Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. Cioè il Signore, con la preghiera che facciamo ricordandoci di singole intenzioni, risveglia in noi diversi atteggiamenti della fede, e quindi è bello che noi parliamo al Signore. Sì, mi domandavo, che poi dico prego per il Papa, prego per la pace del mondo. E però poi penso, ma forse non ne serve, forse non serve. No, serve, lei prega per il Papa. Allora, il Signore lo sa che deve assistere il suo rappresentante, perché se non lo sa dovrebbe cambiare mestiere, il Signore lo sa perfettamente. Però facendo in quella maniera, vede Clementina che lei tiene vivo il senso dell'appartenenza alla Chiesa. Ma io adesso le volevo chiedere veramente una cosa di tanti anni fa. Sì. Dunque, mio marito aveva fatto la coronografia e mi avevano detto purtroppo una brutta notizia, signora, una parte di cuore è morto. Quindi quando si sarà rimesso dovremo operare per togliere questo pezzo e poi gli daremo una cura, certo non è un malato terminale, però insomma dovrà seguire una certa cosa. Quando siamo tornati, hanno rifatto la coronarografia, sì. mi hanno detto sembrerebbe che non ha neanche avuto l'infarto questo signore. Allora io ti devo dire una cosa, una zia di mio marito appena saputo che mio marito stava male mi dice io vado a Padre Pio, sono andato a Padre Pio. Poi sì, per lì non ci ho pensato, ma poi mi è venuto in mente, ma
sarà stato un miracolo anche questo, perché e poi gli avevano detto garantiamo con questo intervento 15 anni. Cioè mio marito dice vabbè, arrivo a 80 anni, la figlia piccola è cresciuta, mio marito è vissuto 93 anni. Un tempo si diceva che l'uomo propone e Dio dispone, L'uomo propone e Dio dispone. E comunque voglio dire, c'è stata una diagnosi che è partita da un'analisi tecnico-scientifica. Hanno detto abbiamo visto, siamo andati dentro e abbiamo visto che c'è una parte morta. Hanno fatto una previsione, una prognosi quindicennale, se andava bene in quelle condizioni, su basi scientifiche, e ancora una volta se era solo non è stata attendibile, ma se è praticamente raddoppiata, sono diventati 28 anni altro che 15. E quindi questo ci dice che poi il mistero della vita è nelle mani di Dio. La scienza può dire delle cose vere, la scienza ha una sua attendibilità, però poi la nostra vita è nelle mani di Dio, e questo ci insegna davvero che tante volte quello che è paradossale o che è irrazionale qualche volta nella logica degli uomini diventa possibile nella logica di Dio. Io non so, probabilmente qua non ci sono gli estremi per fare un'indagine se è un miracolo o meno, ma moralmente mi creda... No, ma l'importante è che cioè, mi è venuta questa un'altra gioia, insomma. Certo, le stavo proprio dicendo, signora, lei che mi ha detto lassù qualcuno mi ama, ci creda profondamente. E lassù qualcuno mi ama è Dio che vi ha fatto una grazia comunque particolare, perché suo marito, che sembrava un condannato a una vita brevissima, è campato altri 28 anni, che non sono pochi. E quindi già questo è un dono di grazia che fa dire grazie al Signore. E poi davvero lassù qualcuno mi ama, tutto questo ci ricorda che la nostra vita è nelle mani di Dio. Succeda quel che succeda, noi siamo nelle sue mani. Mi piace questo suo atteggiamento positivo, Clementina, mi piace. Guardi, le dico una cosa, io sono stata operata ad un ginocchio ricostruito proprio, non si sapeva se avrei camminato o meno. Quando il giorno di Capodanno mi sono svegliata, io ho detto, Signore, ti prego, la pace nel mondo. Non ho pensato a me, perché io penso sempre che qualcuno lassù mi ama, e quindi è difficile che chieda per me qualcosa, insomma. Sta dicendo, Clementina, a tutti quelli che ci ascoltano, che la forza della fede è forse la terapia più profonda della nostra serenità. Sì, penso di sì. Certo, Clementina, la devo salutare, le mando e ci telefoni ancora. E ci telefoni ancora, grazie Clementina, grazie. È una preghiera per chi ha bisogno, grazie. Buonasera Clementina, buonasera. Ci scrive Vanessa da Roma, ho recuperato la diretta con qualche ritardo l'altra sera mentre lavavo i piatti, perché prima ero ancora impegnata a quel lavoro. Lei ha chiesto di raccontare un piccolo segno che ci è rimasto nel cuore, perché lunedì sera dicevo, c'è stato qualche evento nella vita che vi è rimasto dentro e che avete percepito che vi ha aiutato a crescere nella fede. Ci ho pensato mentre ascoltavo le sue parole. Il segno che porto dentro non è una frase particolare e nemmeno un gesto straordinario, è qualcosa di molto semplice. Ho conosciuto una persona che non aveva bisogno di stare al centro. Può sembrare poco, ma oggi mi appare come una cosa rarissima. Ci sono persone molto colte, persone che pregano molto, persone che conoscono il Vangelo profondamente, e tutto questo è prezioso. Ma ciò che mi ha lasciato un segno non è stato anzitutto questo, è stato vedere una persona che non sentiva il bisogno di occupare tutta la stanza con se stessa. Mi tornano in mente alcune immagini, la tavola apparecchiata, le stagioni di Dio, le piccole cose, l'attenzione, la lentezza, la presenza, come se la fede fosse diventata un modo di abitare il mondo, non un argomento da dimostrare. La fede come modo di abitare
mi colpiva era la sua vita unificata, non c'era distanza tra ciò che credeva, che diceva, che viveva, per questo era credibile, come un albero che porta frutto, non perché parla del frutto, ma perché il frutto si vede. Quando penso a questa persona non provo nostalgia soltanto di lei, provo nostalgia di quella vita unificata in cui la parola non spiegava il Vangelo, lo abitava. Come sempre Vanessa, lei mi ha messo un po' in difficoltà perché io è tutta la vita che occupo la scena sulle televisioni nazionali e recentemente poi per altre attività che io faccio importanti, la direzione della biblioteca più antica al mondo a Verona, che ha 16 secoli, e insomma dicevo, è tutta la vita che io occupo la scena. E quando sento queste parole mi domando, ma non sarei forse stato più efficace se avessi fatto così una vita unificata in cui piccole cose di tutti i giorni venivano fatte così, come un frutto della fede, nella semplicità. Poi sa, la risposta che mi devo dare però a forza di cose è che io sono dove mi ha messo la Chiesa. Però leggendo queste frasi, mi creda Vanessa, mi ha messo un po' mi ha messo un tarletto che mi rosicchiava dentro. E allora mi domandavo che bello che sarebbe condurre una vita semplice, sottotono, con lo spirito di servizio. Ripeto, l'unica consolazione che ho, essendo stato proprio per incarico della Chiesa, sempre sulla scena, nella visibilità, con la consolazione di dire quello che ho fatto l'ho fatto perché me l'ha chiesto la Chiesa, perché non l'ho voluto io, ma me l'ha chiesto la Chiesa. Carissimi e carissime, chiedo preghiera per una delicatissima situazione familiare riguardante Federica e Samuele, per l'affido della loro figlia. Vi ringrazio tutti di cuore, mamma mia. Queste sono le cose più delicate e più dolorose nello stesso tempo, no? Perché quando c'è un problema di affidare un bambino, togliendolo dai genitori, io dico, non c'è solo da preservare l'armonia, l'equilibrio di un bambino, ma c'è anche una situazione di ferite, di situazioni familiari imputridite qualche volta, no? Che fanno sì che la società deve dire io devo difendere un bambino da questa coppia. E allora sono davvero delle grandi sofferenze queste. Una preghiera particolare per Don Stefano Castellani che è in ospedale a Borgo Trento di Verona, grazie e buona giornata, grazie, lo ricordiamo molto volentieri. Ci sono tanti sacerdoti che sono in ospedale, che sono nelle case di riposo, li ricordiamo, anzi mandiamo loro un abbraccio e in modo particolare a tutti i sacerdoti che sono nella casa dei sacerdoti a Negrardi, Valpolicella, quelli che sono in casa Perez perché hanno delle malattie, delle patologie da curare, insomma per tutti. Allora portiamo la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra preghiera. Ci scrive, per ribadire la necessità di un ritorno alla realtà, qual è la famiglia naturale, fondamento e origine di ogni società, basta esibizioni oscene e blasfemie nelle nostre città. Sabato 27 giugno, con partenza dall'Arco dei Gavi a Verona, alle 14 sfileremo fino a Piazza San Zeno per poi recitare il Rosario. Porta un'immagine sacra, un simbolo della nostra identità e dei nostri valori. Ecco, io dico sempre, l'unica cosa che non dobbiamo fare è cercare lo scontro con queste realtà, no? Noi dobbiamo avere il coraggio di affermare con grande forza quello in cui crediamo, soprattutto di testimoniarlo nelle nostre case e poi soprattutto parlare con i giovani, che non è che le rivendicazioni vanno fatte con la volgarità. Io credo che le rivendicazioni vere, quelle che portano frutti, siano quelle che si fanno. Sono venuti anche loro da famiglia, è un bene la famiglia che dovrebbero, penso, riconoscere anche loro che
certamente riconosceranno. Quindi ecco, sto solo per dire che noi dobbiamo cercare sempre il confronto, l'ascolto reciproco, da una parte e dall'altra. Non sto dicendo sempre i cattolici devono ascoltare, far finta di niente, tutto ben madama la marchesa. No, no, i cattolici devono ascoltare le esigenze, le sofferenze, tutti i problemi degli altri, dopodiché anche gli altri devono capire che i cristiani hanno comunque dei valori, dei principi e che comunque la famiglia fondata da un uomo e una donna è il valore sul quale si regge non la società, l'umanità. Il mondo va avanti perché uomini e donne si mettono insieme e mettono al mondo delle creature, uomini e donne. Su tutto il resto possiamo discutere, ma che sia chiaro per tutti, compresi quelli che manifestano in queste manifestazioni del Pride. Allora, vediamo cosa ci scrive Franco Bergnacchini da Bergamo. Le offro 3 spunti di riflessione. Franco, lei però io vorrei che che ci fossero anche delle telefonate, no? È bello, ci sono delle serate in cui mi dicono che bella stasera Don Bruno, ha telefonato in tanti, e quindi ascoltare anche la voce di tante persone. Magari adesso siete caldo, c'è anche caldo, vi distraete un attimo, prendete il numero, guardate lì c'è il numero in diretta e fate il numero e parliamo di quello che vogliamo. Scrive Franco, il fenomeno dei Maranza è solo la punta visibile di un disagio più ampio che tocca anche i ragazzi delle famiglie stabili. La professoressa Cristina Pasqualini, sociologa dell'Università Cattolica di Milano, ha spiegato come pressione alla prestazione, solitudine, pressione per la prestazione vuol dire i ragazzi che sanno di dover dare delle risposte, di avere dei comportamenti, no? E tutto questo li mette in tensione, insomma sarebbe come uno che ti dice stai attento, guarda adesso tu vai nello studio di Telepace dove c'è Don Bruno, guarda che tu devi mettere a posto le telecamere eccetera eccetera, e tutto questo uno che magari si sente ancora insicuro gli viene un'ansia da prestazione, no? Dice ce la farò e se sbaglio, ecco, quindi Franco sottolinea prima di tutto questo tipo di fragilità nei ragazzi, solitudine, dispersione implicita, il benessere della generazione Z, che comprende i nati tra il 97 e il 2012, i cosiddetti nativi digitali, cresciuti con internet, smartphone e social media. Tante volte abbiamo parlato della solitudine di questi ragazzi che appunto cresciuti con questi social si trovano tante volte a vivere in difficoltà. Dietro l'immagine di Maranza c'è un disagio più ampio, molti adolescenti anche in famiglie stabili vivono depressione, solitudine, incertezza. La fragilità attraversa tutti i giovani, la scuola, la comunità devono offrire ascolto e relazioni autentiche. Sì, oggettivamente il problema oggi della fragilità dei giovani non è un problema di Maranza. Con Maranza intendiamo quei gruppi che girano per la città e che spesso sono violenti nelle loro manifestazioni. In realtà il disagio è molto più grande. Arriva in Italia il libro La necessità di riparare, il libro del cardinale François-Xavier Bustillo. Una società dominata dal sospetto e dalla diffidenza che però ha ancora sete di conoscenza e di verità. Così non c'è da stupirsi se in Francia tantissimi giovani adulti chiedono di essere battezzati. Mi diceva il cardinale Mamberti che comunque questo è un dato che in Francia si sta molto ascoltando, perché è vero che c'è la richiesta di molti battesimi, dice dobbiamo vedere la tenuta, che non siano a volte dei battesimi fatti in momenti emotivi così e che diventino un po' quasi un rito così, come si dice con un parolone apotropaico, un rito che porta fortuna, legato ad alcuni momenti particolarmente emotivi. Non sto dicendo che è così. Il cardinale Mamberti diceva dobbiamo valutare quel tempo se erano conversioni vere o se erano piuttosto delle adesioni momentanee un po' emotive, ecco.
così non c'è da stupirsi, si scrive Franco, dove la parola anche attraverso i social diventa la pietra da lanciare a chi la pensa diversamente da noi. Il giudizio sempre dietro l'angolo che fa passare dall'ammirazione all'accusa. Cioè, ecco, ci dice Franco, stiamo attenti ai giudizi, no? Tranchant, ma io colgo anche in questa provocazione del libro del cardinale François-Xavier Bustillo, o Bustillo come dicono i francesi, la necessità di riparare, che è quella di avere il coraggio di annunciare il Vangelo. A me è piaciuto molto il vescovo di Sanremo Ventimiglia, che ha detto dobbiamo tornare ad annunciare Gesù, non solo accogliere queste persone che vengono da noi in Italia, ma far conoscere la bellezza, perché alla fine se non lo annunciamo è perché vuol dire che il Vangelo non ci crediamo che cambia la vita e che la cambia in meglio, crediamo soltanto che ci domanda di fare opere di misericordia. Ma mi dicono che c'è una telefonata in arrivo. Pronto? Pronto? Pasquina carissima, buonasera. Buonasera. Come andiamo, Pasquina? Insomma, qua bisogna stare dentro perché fuori è un dolore. Mamma mia. Ha acceso un po' ha acceso l'aria condizionata un po', Pasquina? No, ho un piccolo ventilatore che mi basta per quello. Sì, bene. Ho una casa che è molto fresca, diremo. Sì, non è particolarmente torrida, ecco. E con questo piccolo ventilatore magari me lo porto qua e là, stamattina per esempio ho stirato vicino. Ecco, un piccolo ventilatore mi fa abbastanza, insomma, ecco. Io volevo intervenire perché ho sentito che quest'anno facciamo l'anniversario di Telepace. Sì. Allora io ricordo perfettamente quando Don Guido diceva quest'anno facciamo 30 anni di Telepace, bisogna che facciamo qualcosa di bello. Io direi, diceva lui, andrei in Terra Santa, e io subito, sì, Don Guido, in Terra Santa, che è il primo viaggio che vorrei fare, perché partendo dalla Terra Santa, insomma, certo, ecco, fate anche con Monsignor Denti e così. Comunque, ecco, se mi mancasse Telepace, no, non vorrei neanche a pensarlo. No, ma Pasquina, io poi lo dico, ma diciamo quello che si può dire, ma lo dico davanti ai nostri amici e amiche in ascolto. Pasquina è un pezzo di cuore di Telepace, non solo perché vuole un bene dell'anima a Telepace, ha voluto un bene dell'anima a Don Guido che lo ha stimato e servito, ma Pasquina continua, cara quella goccia, Pasquina è quasi un rubinetto, non una goccia, scherzo adesso Pasquina, ma davvero il Signore sa e ci fermiamo qua. E comunque grazie Pasquina anche, dicevo prima, l'anno prossimo saranno 50 anni di Telepace. Certo che dobbiamo fare un festin e un feston. Li facciamo anche i 50 anni quando celebriamo un anniversario di matrimonio, dell'ordinazione, insomma sono momenti importanti. Se il Signore ci dà la grazia, e io sono certo che ci arriveremo a questa grazia, anche perché è vero, come dicevo prima, che Telepace ha momenti di difficoltà, sono in alcuni momenti particolari, quando si sommano delle scadenze particolari. Ho detto, mi telefono da Roma, adesso mancano 20.000, 25.000 euro, di qua ne mancano di qua, dobbiamo pagare il canone dei ripetitori, dobbiamo pagare questo, e insomma ci sono dei momenti che allora mi dicono, Don Bruno, però io sono sicuro che poi il Signore ci indicherà la strada per uscirne e per trovare la soluzione di questo problema. E allora l'anno prossimo, se saremo ancora qui e se il Signore lo vorrà, che io sia ancora alla guida di Telepace, mi prometto che faremo una grande festa, ma non solo una grande festa qua a Verona, col vescovo, con tutti quelli che hanno amato Telepace, ma magari, perché no, un bel viaggio ancora là sui luoghi di Gesù. Ma mai dire mai, Pasquina. Mai dire mai. Comunque Pasquina, io ricordo, sì. io mi ricordo quando abbiamo fatto la
preghiera in famiglia su a Telepace in diretta. Allora come promotrici ci dava l'impegno di portare su delle famiglie, e io ho portato su delle famiglie sempre con 3 figli perché volevamo fare un bel gruppo, e questi sposi avevano 3 bambini, e fra la quale una era piccolina, dunque eravamo in diretta. E a un certo punto la bambina non vuole stare seduta in mezzo alla mamma o al papà, camminava attorno al tavolino, e lì Don Guido aveva mandato prendere San Giuseppe dormiente, una statuina. Sì, me la ricordo, ce l'aveva, mi ricordo, sì. E allora questa bambina credeva qualcosa da giocare, mi tirava intorno. Io avevo il bicchiere di acqua dalla parte perché leggevo e dopo vedevo quando la telecamera girava. Eravamo tutte lì sui spini perché questa bambina girava attorno e noi abbiamo potuto fare. Certo. Insomma, Ma insomma San Giuseppe io credo... San Giuseppe dall'alto credo che avrà fatto una carezza che non avete visto, ma gliel'ha fatta di sicuro col cuore. Pasquina... Proprio anche nel primo rosario in diretta alle 4. Sì, certo. Quando andavamo su come promotrici. Pasquina, lei ha visto gli esordi e quindi si ricorda proprio in maniera incisiva queste cose. Pasquina, la devo lasciare perché mi dicono che ci sono telefonate in coda. Grazie di questa telefonata, grazie e buona serata Pasquina, grazie caro. Pronto? Alba d'Asiago, buonasera Alba. Buonasera Don Guido. Don Bruno? Don Bruno, mamma, scusa. Ma io no, mi piace perché questo vuol dire che nel vostro cuore c'è ancora il fondatore, a me non dispiace, io sono un povero somarello che tira avanti il carro, ma il fondatore è lui. Come va Alba? Vabbè, lì respirate un po' meglio lì ad Asiago, Ma qua ad Asiago si sta benissimo, adesso 25 gradi in casa, finalmente da un po' di giorni non accendo più la stufa, è già una gran cosa perché prima si doveva accendere la stufa. Mamma mia. Adesso si sta bene, si sta proprio bene. Ma ci sono certe case, ma in casa si sta benissimo. Certo. Ecco, io ho un po' di paura a telefonare perché mi sembra di fare sempre delle figuracce. Anche l'altra volta mi ha chiesto ti prego, io non sapevo più che dire, invece io prego tutti i santi, prego la Madonna, prego Gesù, prego i santi, prego persone che ho conosciuto durante la vita, che secondo me sono in paradiso, alcune persone che ho conosciuto che erano molto bravi. E io volevo dire alcune cose, no? Come lei ha parlato di capitelli, avete sentito parlare della Beata Giovanna Maria Bonomo? Io l'ho sentita ma non l'ho presente. È una vostra santa lì, una vostra beata del luogo? È una beata, sì, di Asiago, però ecco, io ho letto un libro ma ancora sono passati tanti anni, non riesco più a trovarlo, però mi sono rimaste impresse alcune cose di questo libro, no? Su di lei. Allora, quando era bambina, il papà l'ha mandata a Canove, dove abito io, ben presente, 3 chilometri da Asiago, perché la mamma stava male. E allora lui l'ha mandata qua con una signora che l'accompagnava, era in una fattoria, perché non voleva che si assistesse al decesso della mamma. E la mattina la bambina si è alzata, sono andati nel prato e la bambina ha alzato Giovanna Bonomo, ha alzato gli occhi e ha detto ciao mamma, ha guardato una nuvola che passava. E questa signora che accompagnava diceva ma cosa fai? È la mia mamma che sta andando in cielo. Mamma mia. E la sera è arrivato il papà e ha detto che purtroppo mia moglie se n'è andata, è spirata. E allora ha detto guarda che la tua figlia stamattina ha detto così e così. E allora ho chiesto qual era passata poco l'ora e l'ora coincideva esattamente. E quindi la bambina la sua mamma l'aveva salutata da una nuvola andando in cielo. Finché lei parlava, la stavo ascoltando Alba, stavo leggendo che questa qui che era nata nel 1606
a Canove di Asiago, poi perde la mamma, la mamma che si chiamava Maria Rodeghiero, che è un cognome molto diffuso, lì da voi ho avuto anche degli amici, e che era una famiglia anche molto abbiente, perché erano parenti degli amici della famiglia Cischi di Borgo Valsugana. Ancora però a 6 anni muore la mamma e lei poi a 12 si ritira con le Clarisse di Trento e aveva voluto condurre una vita comunque il papà poi hanno cercato di dire no, non devi entrare, finché però a 15 anni l'hanno portata al monastero che si sposasse. Ma lei alla fine ha vinto la battaglia e è diventata una suora. Certo. E poi è famosa, mi scusi che l'ho interrotta, è famosa perché ha avuto le stimmate. La Beata Bonomo ha avuto le stimmate, è uno dei personaggi della storia delle chiese che ha avuto. Sono stata a Bassano, dove ha vissuto per molti anni, no? Sì. Ecco, e un altro ricordo di questo libro, se posso un altro aneddoto di questo libro, c'era un uomo molto povero che lavava i panni, viveva lavando i panni lungo un corso d'acqua e lui pregava sempre, quest'uomo, pregava sempre. E poi vedeva dall'altra parte di questo corso d'acqua, intanto vedeva una suora che si avvicinava e gli diceva: aiutami a pregare perché mi hanno chiesto preghiera, aiutami a pregare, tu che sei un uomo di preghiera. E allora le dava questi incarichi. L'ha vista 3-4 volte, poi è andata dal suo parroco e le ha raccontato quello che gli succedeva. E il suo parroco a un certo punto ha affittato un calesse e sono venuti a Bassano perché ho sentito parlare di una suora particolare. Così. E lui l'ha riconosciuta subito, insomma, che era questa suora che camminava lungo il fiume, la vedeva all'improvviso, che era molti chilometri distante, era la Beata Giovanna Maria Bonomo. Insomma, siamo in compagnia dei santi, su questo non ci piove, Alba. I santi, come io dico sempre, anche nei momenti di difficoltà, io tutti i mesi ci faccio celebrare tutti i mesi 4 messe per i miei familiari che non sono più, ecco che ci hanno fatto vedere adesso l'immagine della Beata Giovanna Maria Bonomo e quindi dicevo che io tutti i mesi prego i miei cari, i miei defunti, la mia sorella, la mia mamma, il mio papà, ma però quando li prego, che li ricordo anche nella messa, però li prego sentendoli vicino, come se fossero una presenza, come degli angeli custodi, perché io credo profondamente che chi vive nell'amore è in comunione, chi vive nell'amore, Dio è amore, dove c'è amore lì c'è comunione, che ci si veda o no. Se io adesso sto pensando ai miei pronipotini, ai quali voglio un mondo di bene, io sono in comunione con loro, anche se adesso sono qua che non mi vedono e magari mi stanno guardando. Ciao Emma, ciao Gregorio, ciao Ginevra, ciao a tutti i miei piccoli, ma voglio dire, quando c'è l'amore siamo in comunione e allora è anche bello pregare, come dicevamo prima con Clementina da Roma, ricordando anche i nostri cari, che è un modo per ricordarci nell'amore che siamo in comunione con loro. Grazie Alba, grazie, non si faccia problema a chiamare, è stata così piacevole la conversazione, grazie. La ringrazio. Allora posso ogni tanto ci chiami ancora, grazie, mi dicono che c'è intanto un'altra chiamata, grazie. Pronto? Pronto? Monsignore, sono Carla. Carla da Roma, buonasera Carla. Sì, buonasera. Come va? Un po' stanco perché io è da stamattina alle 6 che trotto senza interruzione, però l'animo è tosto, dopo il pensiero che domani vengo a Roma a vedere i miei ragazzotti là bravi, che sono simpatici e bravi da morire, e allora bisogna essere grintosi. Effettivamente sono bravi, sì. Io vedo quella giornalista
Giovanni è bravo, se dico Giovanni. Domattina gliene dico Giovanni, ma sa che Giovanni è una grande soddisfazione di Roma, perché Giovanni era un po', prima che arrivassi io, era un po' come intimorito, no? Non ho mai capito il perché, ma forse perché i cambiamenti continui di direzione, sai, non sai mai con chi relazionarti. Allora io sono arrivato, non so se gliel'ho detto in modo un po' brusco o molto paterno, gli ho detto Giovanni, tu hai la stoffa, con me la tiri fuori, e lui mi ha guardato e ho cominciato, ma che cosa devo fare? Vabbè, adesso mi commenti la visita del Papa, adesso mi fai questo, adesso mi... E lui, credo, con un po' di apprensione ha iniziato, e adesso lo fa con una disinvoltura, adesso mi ringrazia, ed è proprio bravo, perché eccolo, ed è molto anche gradevole, è molto, come dire, accogliente anche nel modo di proporre. Grazie Giovanni, togliamolo, che sennò si diverte troppo. Diciamo, la prima sua comparsa, diciamo, in televisione l'ha fatta per un viaggio in Turchia, in Libano, certo. E lì è stato veramente un esploit, veramente, certo. dire. Ma è stato bravissimo, però ha visto che nell'ultima è tornato, quella di Pavia, è tornato il nostro Giacomo, bravissimo anche lui. Sì, Giacomo, sì, comunque tanti auguri. Certo, era stato malissimo. Perché è stata male, sì, ci penso quando... Ha avuto un arresto cardiaco, pensi che quando si è sentito male, adesso lo possiamo dire, quando Giacomo si è sentito male ha chiamato l'ambulanza e ha aperto, era di notte, ha aperto la porta e ha acceso la luce fuori dall'abitazione, ha detto io abito là, il numero, venite, vi apro la porta. E poi ha avuto l'arresto cardiaco, quando sono arrivati quelli dell'ambulanza l'hanno preso e Giacomo adesso aveva un'occlusione ovviamente, e quando adesso l'ha preso Giacomo adesso è tornato più dimagrito, quindi più prestante, quindi più grintoso, più forte di prima, e grazie Giacomo, siamo tutti orgogliosi di te. Sì, ma ho notato che Giacomo e anche l'altra dottoressa, la Francesca Martini, e poi Lucio, ricordiamoli tutti, e poi la Marina, e quindi ricordiamoli tutti. Ecco. Seguono la parte, diciamo, nord italiana, mentre il centro-sud l'avete lasciato a Giovanni. Ma sa perché? Perché poi Giovanni è lì sul posto. Giovanni, voglio dire, è uno che se c'è da andare in piazza San Pietro, la redazione di Roma è lì a 50 metri dalla piazza. Sì, davanti al Vaticano. E quindi per ovvie ragioni... All'altezza di Porta Sant'Anna poi c'è la via dove state voi, no? Certo, quindi siamo proprio lì. Quindi ecco, è anche nell'ordine delle cose, insomma, che Giovanni ci segua giù. Ma poi questo, guardi che lo sanno fare benissimo anche quelli del nord, ma poi seguire i viaggi del Papa, ci sono delle scalette rigorosissime che vanno interpretate, quindi bisogna stare attenti al coordinamento, perché quando il Papa parla bisogna stare attenti a non scappare dalla scaletta. Insomma, è inutile che faccia qua una lezione di giornalismo televisivo, ma non è così facile. E sì, c'è bisogno di grande professionalità, di rigore. E sa, io sono contenta, signora Carla, io sono contento perché questi ragazzi si professionalizzano e diventano davvero dei professionisti, perché questo è un lavoro dove si impara a farlo praticandolo. Insomma, la teoria serve quel che serve, perché poi davanti alla telecamera conta la disinvoltura, conta la capacità di pensiero veloce, conta la capacità di sbrigarsi di fronte a un problema. Lei pensi, magari qualche volta mi è successo qua in studio che mi è caduto un microfono, eccetera, una pulce, e se non sei disinvolto entri in panico. E quindi la professionalità non è soltanto la bravura di dire determinate cose, ma è la capacità di gestire l'emotività, i tempi morti dove non c'è nulla da dire e ti aspettavi
pensavi che fossero coperti e ti trovi che c'è un buco, insomma tante cose, ma Giovanni, come tutti gli altri, si sta rivelando davvero dei bravi e grandi professionisti. Signore, lei è un caposcuola in questo. Ma cosa vuole mai? Sono un vecchio che ha fatto televisione, ma no, grazie, grazie. No, effettivamente, cioè io in questo campo del giornalismo sicuramente sto verificando, ascoltando, guardando e mi rendo conto di quello che lei ha detto e in questo è molto bravo, adesso non perché mi fa ascoltare. No, grazie. Poi Carla, posso dire Carla, la nostra bravura, mi ci metto dentro anch'io, e dei nostri giornalisti qui, è che noi non abbiamo ricchezza di mezzi. Come dico tante volte, ma non lo dico per piangere, io sono qua da solo in studio, lei pensi che tutte le volte che andavo in Rai mamma mia, in studio ci sono 10-15 persone che sono attenti a tutto. Noi siamo qua in uno studio che non ha climatizzazione, lei si immagini che caldo che abbiamo intorno, però insomma voglio dire, non possiamo permetterci che la nostra tensione emotiva ci faccia sudare, tirar fuori i fazzoletti, dobbiamo avere un grande autocontrollo anche, no? E poi voglio dire, io di là che mi passa le telefonate, cioè i ragazzi, ho 2 ragazzi in regia, non c'è nient'altro questa sera qui, e lei pensi quanto personale... Sì, ma è vero, sempre gentili e sempre con una bella maniera. Carla, dobbiamo andare verso la conclusione, la ringrazio perché stasera... Io volevo dire quanto è stato bravo il Papa oggi con la sua omelia. Ma è sempre bravo, ma sto Papa qua è una meraviglia. Così complesso, però delicato. Acuto, delicato. Affascinante nelle sue omelie, veramente. Sa che io gli voglio particolarmente bene a questo Papa, ma davvero sa. Ma fin da subito mi ha colpito, perché ne ho percepito da subito la ricchezza di sensibilità e di finezza interiore. Sì, è un grande charme. E poi è un uomo forte, ha la forza dei miti. Vangelo dice... Indubbiamente è molto forte, non sembra, però ha una sua razionalità, una sua volontà ferrea per la verità, per la giustizia. Vediamo come si comporta nelle situazioni politiche, l'abbiamo visto che ha parlato al momento giusto. Con i toni giusti. Carla, grazie davvero di cuore, dobbiamo andare verso la conclusione, la ringrazio tanto. Io pregherò subito il suo angelo, non si dimentichi di pregare per il dove cazzo stai? Pregare per l'angelo di Carla, ma davvero, ma tutti preghiamo, dai. Troppo buono, ma io ho pensato anche un'altra cosa e poi l'altro, che lei ha detto sempre quelle cose. Non sentiamo, pronto? Carla? Pronto? Adesso la risentiamo, ma ha detto... Ecco, un istituto giuridico non può avere l'angelo, allora io ho pensato che l'angelo numero 1 di Monsignor Bruno è l'angelo suo e l'altro angelo, il numero 2, te le pace. Grazie. Preghiamo 2 angeli. Grazie, gentilissima. Grazie a lei, buon Grazie lavoro. Carla, buonanotte. Grazie. Nella sua preghiera. Senz'altro, grazie. Buon lavoro, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Intanto leggiamo gli ultimi messaggi. Don Bruno, grazie di tutte le cose belle che ci fa vedere, della parola di Dio che è importante, e la Madonna vi benedica. Antonella da Roma, grazie Antonella di questo messaggio pieno di affetto e di vicinanza. Nicoletta da Montegrotto chiede una preghiera per la sua famiglia, ci saluta tutti e prega sempre per Telepace, un messaggio proprio costantissimo. La preghiera verso i nostri familiari, ci scrive Antonio da Padova, e i nostri amici che sono in cielo è importante, loro ci guardano e ci guidano. Don Bruno, sei una potenza, questa trasmissione è utile, grazie, ma
poi se mi dici potente, sai che uno mi ha detto sei un po' uno sbrofone, perché quando ti fanno i complimenti ti piace e sorridi. Adesso io non voglio esagerarli, però piuttosto che mi dessero le botte, le parolacce, meglio che mi facciano i complimenti. Il dialogo con noi telespettatori è essenziale, condividiamo valori e vita. Buoni auguri per i prossimi 52 anni di ordinazione, lunedì 29 prossimo. Cari saluti, Antonio da Padova. Caro Antonio, mi sarà scappato in qualche momento, ma è proprio vero, lunedì sono 52 anni di messa. E allora voi mi ricorderete con una preghiera, ricordate Telepace, che il Signore si ricordi del direttore di Telepace, ma si ricordi soprattutto di Telepace. Ma io in quel giorno celebrerò la sera con il Vescovo alle 18:30. Io vi ricorderò e poi verrò qua subito dopo la celebrazione del Vescovo. Vi ricorderò in modo speciale, dirò Signore, mi hai dato sta famigliola, è una famigliola grandissima, una famigliola che poi ci manda questi messaggi, a volte anche simpatici. Oggi ci ha telefonato dalla Francia una nostra ascoltatrice che ha detto, insomma Don Bruno faccia qualcosa, qua manca il Vescovo ed è giusto che insomma voi preghiate perché ci arrivi il Vescovo. Preghiamo anche per questo, sperando che il Papa lo nomini velocemente. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa che docile al mandato del suo Signore si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché fedeli a Dio e all'uomo affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere per recare alla mente e al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. E io, nel nome e per l'intercessione di Maria Santissima, vi benedico nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi auguro una buona notte e vi aspetto venerdì mattina alle 11. Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Se ne parla. Parliamo di attualità, lo facciamo con le persone nelle strade di Verona. Oggi andiamo a chiedere prima di tutto, e recentemente abbiamo festeggiato la festa della Repubblica, come sta la nostra democrazia. Chiediamo alle persone cosa pensano della nostra democrazia, se si sentono rappresentati dalle nostre istituzioni e dai nostri amministratori, se sentono rappresentati i loro bisogni. Penso solo che i politici ci hanno abbandonato totalmente, pensano solo ai loro interessi, perché almeno per quanto mi riguarda non mi sento tutelata, non mi sento aiutata, perché vedo molta gente che ha bisogno e non c'è niente di concreto. Allora, io ho una figlia, 18 anni, che lei vota, 19 ormai, e mi ha detto che no, che non sono tanti ascoltati per la democrazia, però va bene.
perché no? Però lei dice che no, non va tanto d'accordo. Lei si interessa di politica oppure come tanti giovani non hanno interesse perché forse c'è uno stacco tra i politici e tra i giovani e le persone? Come tanti giovani, così, come tanti giovani che non gli danno l'ascolto e vedi che tanti giovani vogliono andare anche all'estero a lavorare perché qua non ci trovano bene. Anche lei mi dice mamma io voglio anche io andare all'estero, però io le dico no, anche qua puoi ricercarti un lavoro che puoi stare tranquilla e senza andare fuori d'Italia. Io la vedo come giusto, la democrazia. Cioè i bisogni delle persone in generale sono rispettati, vedi che insomma... Sì, come vedo io, siccome lavoro in un ambito sanitario, vedo di tutto e comunque vedo rispetto. La democrazia sta attraversando adesso un momento molto difficile ed è una conquista che ogni cittadino deve fare per conto proprio, dare esempio soprattutto perché a parole non servono della democrazia. La democrazia è tutto, si deve conquistare e deve essere rinnovata perché il fiume che è l'Adige è sempre lo stesso, ma l'acqua che vi scorre è sempre nuova e noi dobbiamo essere come un fiume, rinnovare sempre le nostre idee, i nostri diritti, ma soprattutto i nostri doveri, perché non dobbiamo sempre chiedere, dobbiamo partecipare e ogni cosa deve essere conquistata, come i nostri padri fondatori. Io penso che in Italia siamo molto fortunati, perché chi ha combattuto per noi ha comunque dato modo di poter dire anche non mi piace una cosa. In altri stati in giro per il mondo non c'è questa possibilità. Io penso che non apprezziamo tanto la nostra democrazia o chi non l'apprezza. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Forse.